Macabro rinvenimento questa mattina nelle acque della laguna Venezia San Girolamo, il corpo senza vita di un 37enne di Mogliano, indagini dei carabinieri sulle cause del decesso. Shock a Rosane, il Vicentino per la morte di un 29enne ucciso da esalazioni di monossido di carbonio nel suo appartamento, si trovava in Romania per un dottorato post laurea. Il duplice delitto di Cison di Valmarino, la difesa del 36enne in carcere con l'accusa di aver massacrato i coniugi Nicolasi, chiede un nuovo sopralluogo per accertamenti nella villetta. 17enne veronese si ubriaca e ruba le chiavi dell'auto del padre per scappare di casa, rintracciato e portato in una comunità, era già fuggito in precedenza. Il protocollo del Tribunale di Venezia viola i diritti della persona. Il garante nazionale interviene sul certificato medico che i richiedenti asilo dovrebbero presentare in aula, un caso che aveva fatto discutere. Sicurezza in spiaggia, Jesolo vara un piano per limitare le presenze durante le feste sull'Arenile, eventi a numero chiuso. Sport, volley, battuta Scandicci anche in gara 3. Limoco Volley Conegliano torna a giocarsi lo scudetto già vinto 2 anni fa. Buongiorno, ben ritrovati in diretta con la nostra prima edizione, l'informazione di Antena 3. Subito ci colleghiamo con Venezia, dove avete sentito nelle scorse ore è stato ripescato il corpo senza vita di un 37enne di Mogliano. In diretta per noi c'è Tiziana Bolognani. Tiziana. Sì, buongiorno da Venezia. Come hai detto tu, è mistero sul rinvenimento del corpo senza vita di un uomo che è già stato identificato. Si tratta di un 37enne di Mogliano, ma originario di Venezia, del quale però non sono state rese note le generalità. Il suo corpo è stato avvistato questa mattina attorno alle 7 nel Rio di San Girolamo a Cannareggio. L'allarme lanciato da un passante ha fatto arrivare subito in zona i sommozzatori dei vigili del fuoco, oltre agli agenti della polizia per i rilievi. Ancora non vi sono ipotesi certe sulla dinamica della morte, anche se dal primo esame eseguito immediatamente dal medico legale non risulterebbero segni di violenza. Da Venezia per il momento è tutto, a voi. Grazie a Tiziana Bolognani. Ovviamente ulteriori novità poi nel telegiornale questa sera a partire dalle 19. Ucciso dal monossido di carbonio, questo invece è il destino e pare la spiegazione, l'assurda morte di un brillante ricercatore vicentino in Romania nelle scorse ore. Ci aggiorna in diretta Vanessa Banzato. Sì, buongiorno dalla redazione di Bassano. Mattia è morto per avvelenamento da monossido di carbonio, è quanto ha confermato l'autopsia effettuata sul corpo del 29enne matematico di Rosà, morto in Romania, dove era arrivato martedì della settimana scorsa per lavorare a un progetto di ricerca. Il giovane infatti era stato scelto ancora a febbraio per un post dottorato nel prestigioso RIST, l'Istituto Romeno per la Scienza e la Tecnologia di Cluj-Napoca, ma poche ore dopo il suo arrivo nel paese straniero Mattia Gastaldello è deceduto. Avrebbe iniziato a sentirsi male già nel tardo pomeriggio. Avrebbe scritto messaggi in cui confermava, anche parlando con i genitori, la presenza nell'appartamento preso in affitto di un odore strano, il gas infatti, una presenza fatale per il 29enne che è spirato nella stessa notte. Il gas avrebbe invaso tutte le stanze senza lasciare scampo al ricercatore fresco di dottorato alla Sapienza di Roma. I genitori del giovane matematico si trovano in Romania, partiranno a brevissimo per riportare a casa il corpo del loro figliolo e le indagini avviate dalla procura romena continuano. Per il momento è tutto, ricevo la linea allo studio. Grazie Vanessa Banzato. Adesso il duplice delitto di Cison di Valmarino, la difesa del 36enne in carcere con l'accusa di aver massacrato i coniugi Nicolasi chiede ora un nuovo sopralluogo nella villetta. Un nuovo sopralluogo, nuovi accertamenti sul rustico dei coniugi Loris e Anna Maria Nicolasi, uccisi il 1° marzo scorso a Rolle di Cison di Valmarino. A chiedere ulteriori approfondimenti alla difesa di Sergio Papa, il 36enne di Refrontolo, in carcere con l'accusa di essere l'autore del massacro. La difesa dell'uomo chiederà alla procura di poter entrare nell'abitazione e nella proprietà dei Nicolasi per effettuare alcune verifiche e smentire la tesi della procura, dimostrando che una sola persona non aveva
avrebbe potuto compiere il duplice omicidio. Secondo la procura, sulla base delle indagini compiute dai carabinieri del nucleo investigativo di Treviso, Papa, il giorno prima del delitto, era stato trovato dentro il rustico in ristrutturazione da Loris Nicolasi, che lo aveva cacciato. La mattina successiva invece sarebbe stata la moglie Anna Maria, uscita per dar da mangiare alle galline, a sorprendere Papa nella proprietà. A questo punto sarebbe scoppiata una lite ed il 36enne, sempre secondo la tesi della procura, l'avrebbe colpita con una loncola. Attirato all'esterno dalle grida della donna è uscito anche il marito, colpito a morte da molti fendenti al capo e al ventre. A questo punto Papa sarebbe fuggito con una Panda rubata e ritrovata bruciata poco lontano. La difesa di Papa ora chiede un nuovo sopralluogo alla villetta, ancora sotto sequestro, alla ricerca di elementi che possano smontare la ricostruzione del massacro che ha portato all'arresto del 36enne. Beve una bottiglia di whisky prima di sottrarre soldi e chiavi dell'auto del padre e fuggire nuovamente da casa. È stato trovato mezz'ora dopo, riverso a terra, in coma etilico. Un protagonista della vicenda è un veronese, un 17enne, scappato da casa e rintracciato giovedì scorso dai vigili urbani in un appartamento a Cologna con adulti che avevano anche droga. Riportato a casa, è fuggito di nuovo. Il giovane ora è in comunità. Certificato medico per i profughi. Questo protocollo siglato dal Tribunale di Venezia viola i diritti della persona. CONA ha avuto come massima presenza quasi 1500 richiedenti asilo, adesso siamo arrivati a meno della metà, siamo circa 580 mi pare. Continuamente in silenzio stiamo alleggerendo la struttura in modo tale da rendere le condizioni sempre più vivibili. È chiaro che il migliore risultato si ottiene con un'integrazione, quindi con numeri piccoli sparsi in tutto il territorio. Il prefetto di Venezia torna ad affrontare la questione migranti, evidenziando come su CONA si stia alleggerendo la struttura mano a mano, mentre nel frattempo il Garante Nazionale dei Diritti si è espresso sul protocollo siglato lo scorso marzo tra il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di Venezia, che aveva scatenato molte polemiche. L'accordo prevede infatti l'obbligatorietà del certificato medico per le udienze di chi si oppone al rifiuto della richiesta di protezione internazionale, ma il garante parla di possibile grave discriminazione. Colpiscono negativamente l'impostazione culturale, scrive il garante, e la lesione della tutela dei dati sensibili garantita dalla legge, del diritto alla riservatezza, del rispetto della dignità della persona. Infine si sottolinea la norma di fatto genera un'ingiustificabile disparità di trattamento dei migranti che compaiono di fronte alla sezione specializzata del Tribunale rispetto a tutti gli altri utenti della giustizia, con il rischio di connotati discriminatori. E adesso la politica, con il dibattito che è iniziato già, ma sarà protagonista nelle prossime settimane per quanto riguarda la nuova legge elettorale regionale. Le opposizioni vanno all'attacco. Nel caso Veneto, la Lega, se passasse questa legge regionale, non avrebbe più bisogno di costruire una coalizione con Forza Italia e Fratelli d'Italia, che diventerebbero assolutamente ininfluenti per garantire una maggioranza. Lo scenario che si profilerebbe se passasse così com'è la nuova legge elettorale veneta è ipotizzato dall'opposizione in seno alla regione, il cui significato è così spiegato. Quindi di fatto si andrebbe verso un monocolore dal punto di vista politico. Zaia e la Lega non avrebbero bisogno più di stringere alleanze con chi che sia all'interno del centrodestra. Scenario veneto che aprirebbe la strada a nuovi orizzonti politici nel contesto nazionale. Giovedì prossimo, 12 aprile, la presentazione in Commissione Veneta della revisione della citata legge, con i consiglieri di opposizione che annunciano battaglia. Noi proporremo in questa modifica che Zaia coraggiosamente potrà portare la nostra proposta, ovvero quella di avere il ballottaggio, trasferire in regione quella che è la legge per l'elezione dei sindaci nei comuni sopra i 15.000 abitanti. Quella sì sarà una vera legge democratica che permetterà di governare chi veramente se lo merita. Tra cifre e numeri che parlano di premi di maggioranza e differenze tra percentuali variabili dell'oggi e del domani, il monito dei consiglieri veneti di minoranza sarà un'estate di fuoco, dicono.
Questa legge Zaiatellum, chiamiamolo così, lascia la sensazione di voler cancellare il ruolo delle opposizioni. E di Zaiatellum, allora, fresco di nomina, abbiamo discusso ieri sera a 20:10, quando il consigliere regionale della Lega Nord Villanova ha presentato le cifre che riguardano le differenze tra maggioranza e opposizione in altre regioni. Vediamo. Allora, in Regione Veneto, nonostante il risultato plebiscitario di Zaia nel 2015, dove sappiamo che ha più che doppiato il candidato del PD, Alessandro Moretti, la differenza tra maggioranza e opposizione è di 7 consiglieri su 51. Cioè sono 29 di maggioranza e 22 di opposizione. Nella rossissima Emilia Romagna la differenza tra maggioranza e opposizione è 14, quindi il doppio. Allora, nella rossissima Emilia Romagna il PD cosa fa con le opposizioni? Visto che se le schiaccia, giusto. Ma andiamo a vedere Tonella, il risultato è stato anche io in Piemonte ho l'altro argomento, dopo io ascolto. In Piemonte ci sono 15 di differenza, in Toscana 13, in Campania 11, in Lombardia 18 addirittura, quindi noi siamo la regione insieme al Lazio con la minore differenza tra maggioranza e opposizione. Mette in capo un superpotere dell'esecutivo, un indebolimento assoluto del Consiglio regionale. Peraltro io sono contrario anche, onestamente, al divieto di cumulo di cariche. Io credo che invece... Quindi consiglio comunale e assolutamente, io credo che siano due diciamo, funzioni che richiedono impegno, tempo, e non vedo assolutamente nessun motivo per impedire che ci sia questa divisione. Intanto vi anticipo che tra poco ci collegheremo con Marta Marangon, che è insieme a Luca Zaia per la presentazione della tappa del Giro d'Italia. Vediamo, appunto, interverremo anche su temi di attualità tra poco con Luca Zaia. Ora torniamo invece ai guai alla circolazione del traffico ieri pomeriggio in A13 per un camion andato in fumo. Vediamo. Un camion finisce in fiamme e l'autostrada va in tilt. Sono le 15 quando i vigili del fuoco vengono chiamati in A13 tra i caselli di Monselice e Terme Euganee in direzione Padova. L'autista del mezzo, solo dopo diverse segnalazioni degli altri veicoli in transito, si è accorto dell'incendio sul cassone e sulle fiamme che avvolgevano il carico. I pompieri giunti da est con i rinforzi delle autobotti di Padova e Rovigo sono riusciti a spegnere le fiamme salvando il mezzo, spenti anche i diversi piccoli focolai lungo l'autostrada a causa del carico finito sul manto stradale. Sul posto è arrivata la polizia stradale e il personale ausiliario dell'autostrada. Nelle prime fasi di spegnimento il traffico è rimasto paralizzato. Al vaglio dei vigili del fuoco le cause che hanno innescato le fiamme. Le operazioni di soccorso sono terminate solo nel tardo pomeriggio. Allora, intanto la dichiarazione di Arianna Donazzan, sapete che nelle prossime ore alcuni di Forza Italia si riuniranno nella zona del Milanese, i delusi definiti così, per discutere il futuro del partito. Dice l'assessore regionale all'istruzione Arianna Donazzan: un partito unico tra Forza Italia e Lega per evitare il declino irreversibile degli azzurri e dare una prospettiva al ceto medio. Ma li vedo già inquadrati, mi sa che a San Pietro di Feletto c'è un po' di vento oggi. Buongiorno a Marta Marangon, insieme al Presidente del Veneto Luca Zaia. Sì, buongiorno allo studio, buongiorno ai telespettatori che ci stanno seguendo da casa, da San Pietro di Feletto, cade il Poggio per la presentazione della tappa del Giro d'Italia Tolmezzo Sappada. Siamo qui con il governatore Luca Zaia. Prima di parlare della tappa, una domanda subito sul servizio che è appena andato in onda e le polemiche che ci sono da parte delle opposizioni relativamente alla nuova legge elettorale. Si dice non vogliamo essere in Bulgaria. No, buongiorno a tutti. No, nessuna Bulgaria. Siamo una delle pochissime regioni, forse l'unica per i dati, che ha una legge elettorale che prevede che chi vince o chi stravince, prende più del 60% dei voti dei veneti, non ha una maggioranza solida importante. Questo accade in tutte le altre regioni, soprattutto nelle regioni governate da quelli che si lamentano in Veneto. Per cui guardi, niente di Bulgaria. A me sembra normale che una compagine, una coalizione e un presidente che vince le elezioni in Veneto abbia diritto a una maggioranza solida in maniera tale che si possa governare con tranquillità senza star lì a fare il conto di quante persone hanno la febbre o altre cose del genere. Noi facciamo così in questo momento.
Ecco, ora la tappa che è stata presentata questa mattina, Tolmezzo Sappada, una tappa che paga il Veneto ma va al Friuli, governatore. Ma lo facciamo volentieri, guardi, cioè, no, io avrei potuto alzare il piede dall'acceleratore e dire beh no, è passata il Friuli, Venezia Giulia, per cui non si fa più nulla, invece no, vogliamo mantenere gli impegni. Ringrazio il sindaco di Sappada per questa sensibilità che ha avuto nei nostri confronti nell'invitarmi alla presentazione. Non è un'invasione di campo, Sappada è in Friuli Venezia Giulia, rispettiamo la decisione dei cittadini, punto, ci fermiamo lì, però Sappada è giusto che abbia la sua tappa del Giro dopo 31 anni dall'ultima tappa che c'è stata a Sappada. Ecco, lei il 20 di maggio ci sarà quindi a Sappada. Ma sì, ma assolutamente sì, è fra l'altro un territorio magnifico ed è giusto che il Veneto, che vedrà tutta la tappa, diciamo, poi alla fine realizzarsi in Veneto con il solo arrivo a Sappada, è giusto che siamo lì a celebrare il Giro, a celebrare Sappada, a celebrare le nostre montagne che sono eccezionali. Ecco, a proposito di montagna, una tappa dolomitica, primo evento sportivo di una serie che si spera si concluda nel 2026 con le Olimpiadi delle Dolomiti. Ma lei dice bene, 2021 mondiali di sci ce li abbiamo già. Dopo 5 anni, e fra l'altro a 70 anni dalle Olimpiadi invernali di Cortina 1956, 2026 siamo oggi a proporre la nostra candidatura come Cortina Dolomiti UNESCO, e quindi coinvolgendo anche Trento e Bolzano, per celebrare le Olimpiadi invernali direttamente nelle nostre Dolomiti. È una cosa eccezionale, è un progetto unico, noi ci crediamo e confidiamo nella valutazione del CONI e del governo, il governo che verrà, che dovrà indicare Cortina come la candidata italiana. Ci sono oggi 3 candidature, sono Milano, Torino e Cortina. Ecco, da San Pietro di Feletto è tutto, arrivederci Lina allo studio. Buongiorno. Grazie dunque a Marta Margona e Luca Zaia, collegamento con noi da San Pietro di Feletto. Adesso ci spostiamo invece a Curtarolo, dove la prontezza dei colleghi ha salvato la vita a un giovane, giovanissimo, colto da infarto. Stava parlando con uno dei titolari dell'azienda per cui lavora a Curtarolo quando improvvisamente è crollato a terra, vittima di un malore che poteva rivelarsi fatale. Un 22enne di Campo San Piero, originario del Senegal, è stato salvato dal suo titolare e dai colleghi che gli hanno praticato un massaggio cardiaco. Da Padova nel frattempo si era alzato l'elisoccorso, ma il giovane nel frattempo aveva già riaperto gli occhi. Adesso in diretta da Jesolo, Tommaso Stoppa, perché ci sono nuovi divieti per la stagione estiva alle porte. Sì, buongiorno a tutti da Jesolo, dove si preannuncia un'estate all'insegna delle limitazioni che riguardano in particolare le feste in spiaggia, quelle di fronte ai chioschi, quei meravigliosi party con decine e centinaia di persone che da quest'anno dovranno osservare una serie molto stretta di regole. Queste nascono ancora una volta dal famoso decreto Minniti, in seguito ai fatti di Torino del 2017, sono le stesse norme che avevano portato lo scorso Carnevale a un massimo di 20.000 persone in piazza San Marco a Venezia. Quindi questi party, soprattutto quelli di fronte ai chioschi sulla spiaggia, che sono sempre avvenuti in maniera piuttosto spontanea, dovranno osservare, come dicevamo, una serie di regole rigidissime in merito al numero massimo di persone, che non potranno essere più di 1,5 per metri quadrati, che dovranno essere perimetrati in maniera molto precisa e comunicati all'autorità. Sarà poi obbligatoria la presenza di steward, di segnaletiche luminose per le vie d'uscita e un piano della sicurezza che di volta in volta dovrà essere stilato. Il Comune e le associazioni di categoria hanno collaborato per creare un regolamento che implementasse anche per le feste in spiaggia queste direttive nazionali che sono naturalmente inderogabili. Non tutti sono felicissimi di questi provvedimenti, già sul web sta montando una sorta di protesta, perché attualmente queste feste superano in fine settimana le 500 persone e sicuramente, insomma, con queste regole ci saranno grossi problemi a svolgere il tutto come si è fatto finora, nonché pesantissimi adempimenti per i titolari dei chioschi che organizzano queste feste. Vi terremo dunque
aggiornati anche nel corso delle prossime edizioni sulle evoluzioni di questa vicenda. Grazie a Tommaso Stoppa, ci fermiamo un minuto, poi altre novità, vi aspettiamo. Torniamo in diretta alla nostra prima edizione e a parlare subito del Castello del Cataio a Padova, perché ci sono novità, forse si allontana il progetto dell'ipermercato proprio Vista Castello. Salta tra gli applausi dei tanti cittadini che avevano affollato il Consiglio Comunale di Due Carrare il via libera al contestato centro commerciale più grande del Veneto a pochi passi dal Castello del Cataio, un colpo di scena avvenuto dopo una manifestazione sotto una pioggia battente contro quello che viene definito uno sfregio al territorio e un danno al commercio dell'intera area. La mancata fideiussione dell'azienda che intende costruire l'ipermercato ha fatto sì che il sindaco Moro potesse ritirare l'approvazione dell'accordo di programma, un invio che permette al Consiglio di tornare sul tema dopo il pronunciamento della sovrintendenza atteso per il 18 aprile sul vincolo paesaggistico dell'area. E ora in pieno centro a Treviso, invece, dove una piazzetta è usata come una latrina. C'era una persona che esattamente lì sotto il portone di casa stava urinando alle 4 di pomeriggio. Siamo in pieno centro storico a Treviso, nei pressi dei giardinetti comunali. La foto è stata scattata in pieno giorno da un residente di via Sant'Andrea. Qui non è la prima volta che la via viene utilizzata come una toilette. La stessa persona è stata vista defecare 2 portoni più in là alle 4 del pomeriggio con i bambini qua della parrocchia che giocavano. Non è che servono dei servizi pubblici, lì c'erano all'ingresso del parco, poi sono stati chiusi. Effettivamente l'unico bagno che c'era là è stato chiuso, da anni è chiuso, da anni è stato detto di riaprirlo ma non è mai stato fatto, quindi scelgono l'albero di turno, il palazzo di turno. L'hanno appena fissato, sei fortunato. Che buon profumino. Non viene da vomitare. In questa zona capita di trovare gente che si droga o che si ubriaca. I controlli ci sono, ma sono solo in divisa e per i malintenzionati è facile evitare le loro visite. Residenti e commercianti sono esasperati. Ma siamo esasperati per i soliti motivi che sono famosi qui da anni. Ci sono delle persone poco raccomandabili che fanno i loro bisogni a cielo aperto, spazzano e consumano stupefacenti in pieno giorno, anche la mattina, primo pomeriggio, senza nessun problema. Queste persone qui non possono stare, ma non perché io sia razzista o abbia delle idee chissà che strane, ma semplicemente perché non va bene che persone così stiano a contatto con bambini, con normali cittadini e con turisti. Rifiuti e bottiglie abbandonate, le immondizie non mancano mai, le pulizie sono puntuali ma non sono in grado di gestire la maleducazione di questi frequentatori. Chi abita e lavora in queste vie lancia l'ennesimo appello all'amministrazione perché venga trovata una soluzione una volta per tutte contro lo spaccio e il degrado. Altro punto della città di Treviso, le poste centrali che sono ancora chiuse da quello sversamento di carburante sul quale ci sarebbe poca chiarezza. Lo scorso 15 febbraio, durante le operazioni di rifornimento della caldaia, era fuoriuscito del gasolio dai sotterranei, che si era sversato nel Sile, a poche centinaia di metri, preoccupando non poco per il possibile danno ambientale. Da allora le poste centrali di Piazza Vittoria a Treviso sono ancora chiuse. La sede di Poste avrebbe dovuto riaprire il 19 marzo, ma la situazione è rimasta critica, con miasmi di gasolio ben percepiti dal personale negli uffici. È stato perciò inevitabile chiudere gli sportelli a tempo indeterminato. In 2 mesi, nonostante gli interventi di bonifica dell'area, le operazioni si sono rivelate molto più complicate del previsto. Nel frattempo, per ovviare ai disagi, sono stati aperti 2 uffici postali in centro storico, uno in via Bressa e l'altro in Borgo Cavour, entrambi con apertura prolungata dalle 8:20 del mattino alle 19:05 della sera. Rimane comunque la preoccupazione per la CGIL, sia per i lavoratori che per gli utenti. Le conseguenze sono di disagio per l'utenza che da tempo ormai si trova un ufficio chiuso, disagio anche per i lavoratori che in parte sono stati comandati altrove o in un ufficio vicino. C'è da fare una riflessione, oltre al danno ambientale pericoloso e grave, che probabilmente è stato determinato da una disattenzione, è che un palazzo così grande in centro, riscaldato ancora a gasolio, che probabilmente ha bisogno di grandi manutenzioni, probabilmente non è più
il luogo ideale dove avere le poste centrali di Treviso. È un grande patrimonio immobiliare che potrebbe essere messo a valore, visto che in questi giorni si dice spesso che si chiudono uffici postali periferici, si tagliano le consegne delle poste. Ecco, le poste hanno anche un grande patrimonio immobiliare, lo mettono a valore, lo vendano e si trovi una sede più idonea, più piccola per le necessità di adesso, e più efficiente, e più moderna, per dare ai cittadini il servizio che Poste deve dare e ai lavoratori un luogo decente per lavorare, perché altrimenti bisognerebbe evidentemente fare un grande lavoro di ristrutturazione in quella sede che non sappiamo nemmeno più se sia il caso di fare. Ora allo sport, il volley con l'Imoco di Conegliano, le Pantere di Conegliano che agguantano la finale scudetto. Ieri gara 3 nella quale le ragazze di coach Santarelli hanno battuto nuovamente Scandicci con 3-7-0 chiudendo la pratica delle semifinali. Le trevigiane campionesse d'Italia nel 2016 sono pronte dunque a riconquistare il tricolore, dovranno affrontare la vincente della semifinale tra le attuali detentrici del titolo di Novara e Busto Arsizio. Allora, adesso vi ricordiamo gli appuntamenti per la giornata di oggi, tra poco, pochissimo, con Pier Giorgio Paladin. C'è ore 13, tema incidenti sul lavoro, sicurezza, prevenzione e formazione, in studio con lui Vendemiano Sartor, presidente di Confartigianato Veneto, il dottor Roberto Agnesi, responsabile dello SPISA dell'ULS 2 di Treviso, Gianni Pasian, segretario della CISL Belluno Treviso. Questa sera c'è 20:10, parleremo del Giffoni Film Festival e poi la Zanzega con Lele Marcassa e Ivo Gallo, grandi ospiti, il più importante illustratore del mondo di manifesti del cinema Renato Casaro, il pittore che ha innovato l'arte del secondo Novecento Cesco Magnolato, il re del gelato, delle decorazioni di frutta Beppe Tonon e la presentazione in anteprima del film Resina. La Zanzega alle 21:15. Adesso è tutto, ci sono le previsioni del meteo e poi ore 13. Buona giornata. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Ben ritrovati a un nuovo aggiornamento meteo. Prosegue il maltempo sul Triveneto. Vediamo il dettaglio di mercoledì 11 aprile. Sul Veneto condizioni di tempo ancora molto instabile. La perturbazione giunta nei giorni scorsi porterà a piogge diffuse, anche moderate, un po' su tutti i settori della nostra regione. Le temperature minime saranno comprese tra 9 e 12 gradi. I valori massimi invece saranno compresi tra 12 e 16 gradi circa. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Qualche pioggia a carattere sparso sul Pordenonese, bel tempo asciutto e stabile invece sul resto della regione, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Le temperature minime saranno comprese tra 10 e 12 gradi, i valori massimi invece oscilleranno tra i 16 e i 20 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Piogge diffuse un po' su tutta la nostra regione, con fenomeni che localmente potranno risultare anche moderati e con rischio di locali nubifragi in serata e in nottata. Le temperature minime si attesteranno intorno agli 8 gradi, i valori massimi invece raggiungeranno i 14 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.